Era lì, Ok, buongiorno, benvenuti, benvenute, grazie per essere ancora qui dopo tutte queste giornate. Stamattina ci troviamo con Luigi Ballerini, io sono invece Eva Luna Mascolino. Prima presento il nostro ospite che probabilmente già conoscete. Luigi Ballerini è originario di La Spezia, adesso vive e lavora a Milano, dove è psicoterapeuta e soprattutto si occupa di giornalismo e di relazioni con i ragazzi. In che non senso? sono uno psicoterapeuta, perché è una categoria protetta. No, categoria Ok, protetta quindi... è con albo, no? Nel senso, io sono un medico con formazione psicanalitica. Ah, ok, No, d'accordo. perché sennò c'è un abuso di titolo e un No, pasticcio. hai fatto bene a dirlo, Ok, grazie, benissimo. scusami. Perché di solito tutto ciò che è prefisso psico sembra uguale, in realtà no, ci Tra sono l'altro me psicologi, l'ero pure psicoterapeuti, pensato, ok. psichiatri, psicoanalisti. No, Qual è la va differenza? bene, va bene. Riempiamo subito gli Poi altri. vedremo. Ok, dai, adesso ci dici. Finisco Vai, giusto di finisci. presentarti. Appunto, dicevamo, lui si occupa molto di relazioni con i ragazzi e le ragazze perché, oltre appunto a fare da orientatore, mi diceva prima, adesso ci spiegherà in cosa consiste, si occupa di letteratura giovanile, no? Quindi scrive da anni per case editrici anche piuttosto importanti, Giunti, Castoro, San Paolo. Quest'anno in libreria con 2 libri, uno per bambini, il segreto delle mamme, che è uscito per San Paolo, e un altro invece è uno young adult per Giunti, mi pare. Castoro. Ah, il Castoro, ecco il Castoro. Quindi, insomma, lui appunto quando scrive di giornalismo, scrive in particolare di scuola, educazione, formazione e nuove generazioni per Avvenire, La Stampa, Repubblica, Sicilia Post, tra le altre cose, Il Libraio, oltre ad occuparsi di lavoro anche per il Sole 24 Ore. Una piccolissima parentesi, io oggi appunto lo accompagno in questo incontro in quanto parte del Sicilian Post, anche io redattrice, però in questo caso culturale, anche io per Il Libraio, tra l'altro abbiamo una testata in comune, Harper's Bazaar Italia, e poi come figura editoriale a 360 gradi per varie case editrici. Quindi ci troviamo a parlare comunque di un mondo che è quello della cultura, della mentalità e dell'attualità contemporaneamente, appunto con un focus sulle nuove generazioni. Notavamo proprio in entrata che oggi, anche per via del fatto che è una settimana che va avanti questo workshop, siamo un po' meno di quanto ci aspettavamo e abbiamo pensato che magari fosse anche la tematica a scoraggiare in qualche modo, no? Perché probabilmente c'è uno scollamento che in genere si percepisce tra il mondo adulto e il mondo giovanile come se fossero 2 universi completamente separati e che non dialogano e non hanno molto da dirsi. No, mi assumo la responsabilità di questa illazione, nel senso Vai. è un'illazione, ma Certo. il fatto che siamo in pochi può essere perché gli altri si sono ubriacati ieri sera o sono stanchi o sono partiti, no? E andrebbe meglio, no? Oppure può essere il ma che cosa mi interessa scrivere per ragazzi, no? O questo mondo qua, perché di fatto c'è molto snobismo su questo, no? Io lo vedo come scrittore, puoi aver vinto l'Andersen, puoi aver vinto il Bancarella Ragazzi, puoi aver vinto il premio Fenice Europa, puoi essere tradotto in 12 lingue, può essere, ma sei lo scrittore per ragazzi, no? E qualcuno ogni tanto ti fa la domanda, ma quando farai il salto sugli adulti? Che tu dici, wow, un attimo, guardiamo le vendite, quanto vendi tu con i tuoi libri per adulti, quanto vendo io con i miei libri per ragazzi, guardiamo il mercato, se vogliamo restare sul mercato, e poi vogliamo parlare dei lettori, del tipo di lettori, però questa idea, quando mi dicono il salto sugli adulti, no? Come dire, ho ucciso per molto meno, no? Oppure quando chiamano i libretti, no? I tuoi libricini, i tuoi, no? Oddio, i libretti. Terribile, mamma mia. No, tra l'altro, adoro Buzzati quando aveva la sua citazione che io amo fare, ed era scrivere per ragazzi è come scrivere per adulti, solo che è molto più difficile, no? Lui ci ha provato, gli è venuta bene, ci mancherebbe che non venisse bene a Buzzati, però insomma aveva colto la questione. Questo per introdurre che dei ragazzi o dei giovani non interessa niente a nessuno, cioè proprio non interessano, sono negletti, trascurati, a meno che non diventino oggetto di marketing. Voi sapete che c'è il marketing primario. In una delle mie vite passate ho fatto il direttore marketing di una multinazionale, poi la mia vita è stata molto interessante e spero che la sarà ancora. C'è il marketing primario, marketing secondario, marketing terziario. Il marketing primario è quello dei prodotti che consumo io, che decido di comprare, che per l'area bambini, bambini soprattutto è minima, nel senso con la mia paghetta
potrò comprarmi, se va bene, un pacco di figurine di Pokémon, oppure il gelato che in questo momento magari ha il character in licensing che mi interessa o mi piace. Sono interessanti per il marketing secondario e il marketing terziario, quindi come influencer. I consumi, si sa che i bambini dai 5 anni in su sono in grado di influenzare, dai 5 anni in su prima di leggere riconoscono i loghi, innanzitutto, per cui la M di McDonald's non è una M, sono 2 archi, per cui, ma tutti i loghi sono riconosciuti prima dei 5 anni. Sono già in grado di influenzare le scelte alimentari delle famiglie. Crescendo, i più giovani, teen e young adults, diventano i veri influencer familiari per gli acquisti importanti, macchine, fino all'appartamento, fino alla zona, fino alla... Ora ci viene da dire, ma com'è possibile che decida? In realtà ci sono tanti fattori anche sociologici, c'è il fatto che ci sono molte famiglie molto monoparentali o separate, dove l'essere io e mio figlio o mia figlia inizia ad avere un peso più importante che se fossimo in 2 a decidere sugli acquisti. Tendenzialmente magari i figli si fanno più avanti, quindi c'è una maggior disponibilità economica, c'è il desiderio di compiacerli. Per cui difatti c'è questo scollamento che... no, forse non è neanche uno scollamento, che dei più giovani non interessa nessuno, non sono interessanti per nessuno tranne che per il marketing, quindi come consumatori influencer. Quando in realtà i giovani si interessano molto a noi, cioè proprio a questo proposito adesso spopolato da qualche anno, lo saprete, un fenomeno su TikTok che è quello che ricade sotto l'hashtag BookTok. Questo è nato negli Stati Uniti, come molte delle tendenze del mondo occidentale, però anche in Italia da ormai un annetto abbondante, praticamente i libri fanno tendenza su TikTok. Chiaramente parliamo di young adult, di libri che appunto possono essere interessanti, possono essere concepiti pensando proprio alle nuove generazioni, e questi libri spopolano, cioè raggiungono una vetta di vendite che i libri per adulti sognano praticamente. Si diventa bestselleristi scrivendo per ragazzi, perché i ragazzi, condividendo in maniera spontanea, fresca, non sponsorizzata dalle case editrici, finisce che consigliandosi dei contenuti spingono centinaia di persone a comprare. Posso commentare qualcosa di Certo. questo? Perché il fenomeno di TikTok è un fenomeno estremamente interessante per il settore. Intendo dire, noi siamo qui che bramiamo, noi autori, siamo qui che bramiamo per una recensione sulle rivistone, no? Andersen, Pepe Verde, Il Libraio, importanti, ed è molto importante perché comunque c'è tutta una serie di lettori qualificati, adulti, che ci recensiscono. È importante perché poi il giro delle librerie legge quello, certo, perché i librai pescano da lì, perché poi i premi pescano da lì, per cui questo è estremamente interessante e sono anche critici qualificati. Si è creato però un mondo parallelo che è scollegato dalle vendite, per cui può accadere che c'è un libro strarecensito da pubblici adulti e competenti, docenti di letteratura dell'infanzia, che ne ravvedono tutta la potenzialità letteraria e narrativa, che poi non vendono nulla. E poi nascono fenomeni, pensavo a L'ultima notte della nostra vita, che è un libro esploso, perché è del mio editore, del Castoro, che è esploso perché in America una TikToker l'ha messo come primo tra i 10 libri che fanno piangere. L'ha fatto, no? È pazzesco, adesso è un bestseller anche da noi. Poi qua dobbiamo capire cosa vuol dire bestseller per noi, perché nella differenza tra narrativa adulti e ragazzi o giovani, perché poi è un mondo enorme che dobbiamo anche capire, in realtà noi la nostra ambizione non è il bestseller, cioè il bestseller è quello che parte e fa la fiammata, no? 100.000 copie, 50.000 copie, 300.000 copie, pochissimi italiani lo fanno. In realtà il nostro successo è diventare long seller. Vuol dire che Io sono Zero, che ha vinto il Bancarellino nel 2014, siamo a adesso 12 lingue tradotte, ma in 8 anni continua a vendere un tot di migliaia di copie all'anno e continua a essere letto. Quindi ci interessa il long seller. Che tenete presente che in un mondo editoriale frenetico
L'anno scorso in Italia sono usciti circa 60.000 nuovi titoli, il 90% di questo ha venduto meno di 300 copie. 300 copie vuol dire che l'ha comprata mia zia Adelina, sua sorella, 50 l'ho comprata io perché ero disperato, cioè, no, di là dalla facile ironia, che è anche triste, questo fa sì che la vita media di un libro in libreria sia... Io adesso volevo scrivere un libro che si intitola La triste storia dei libri, perché può darsi che uno impieghi un anno a scriverlo, un anno a editarlo, aspetta 6 mesi per la pubblicazione, poi arriva nelle librerie di catena dove viene messo di faccia, di piatto, se non c'è, come si dice, rotazione, dopo un po' viene spostato perché ne arrivano di nuovi e io devo vendere. A quel punto si fanno i resi, il libro, se va bene, va di costa, il libro di costa è morto perché uno va lì e dice io sono Zero di Luigi Ballerina, allora il libraio lo prende, o se no non è che non andiamo a sfilare i libri che sono di costa. Quindi può darsi che per un libro tante persone hanno lavorato per 3 anni e poi si brucia in 3 settimane, perché poi sparisce, poi non vende neanche quello di costa e va al macero, per cui è una storia tristissima questa. La cosa interessante è che un BookTok funziona in modo diverso invece. Esatto, no? E ha scardinato la logica, per cui anche gli stessi editori sono lì a chiedersi no, che cosa possiamo fare, no? Tra l'altro sono anche poco influenzabili, no? Avevamo tutto il fenomeno di Instagram e poi dei book blogger, a volte corteggiati, a volte un po' meno corteggiati, preziosi, pregiati. Buongiorno, ben arrivati. Preziosi, pregiati, ma davvero si sta cambiando tanto la questione. E in più c'è il vuoto, di cui potremmo forse anche fare menzione, invece dal punto di vista giornalistico rispetto ai ragazzi. Perché se ci pensate, non so voi quanto siete familiari con questi, abbiamo storicamente Popotus, che per me è un'esperienza bellissima. Io ho scritto per alcuni anni su Popotus. Popotus è l'inserto bisettimanale di Avvenire ed è stata una sfida vinta, nel senso che da decenni, credo sia martedì e giovedì, adesso non ricordo più i giorni d'uscita, racconta la quotidianità, quindi la cronaca, ai bambini. Il target è un 7-12. È una sfida molto grossa. Per cui abbiamo questo in edicola, o adesso è anche online per fortuna, poi abbiamo l'Internazionale Kids recente, quindi il meglio di ciò che è stato scritto qua il target è un pochino più alto, arriva fino ai 15 probabilmente, poi abbiamo tradizionalmente Focus Junior, poi abbiamo un po' di fumetti, ma anche lì i fumetti adesso sono stati sostituiti tendenzialmente dai manga, quindi c'è questo fenomeno le vendite in libreria del primo trimestre di quest'anno sono state sostenute dai manga, questo è interessante, cioè le librerie sono state in piedi soprattutto per i manga e con un pubblico molto giovane, anche qua poi viene da dire non interessa a nessuno, però poi tengono su in piedi questo. A tal punto non interessa a nessuno che è recentissima la notizia che hanno tolto dalle classifiche dei libri di Robinson, quindi di uno degli inserti culturali che fa proprio stile alle classifiche, no? Più viste settimanalmente, hanno tolto tutti i libri, tutti i manga, tutti i fumetti, eccetera. Sono stati eliminati dalla classifica, quando in realtà avrebbero praticamente invaso tutte le posizioni. Certo. Forse perché evidentemente i lettori di Robinson non sono interessati a sapere quali manga vendono, ma piuttosto, non so, ma guarda, non so, romanzi. in realtà sulla questione classifiche dei libri per ragazzi c'è questa questione. Cioè, dobbiamo capire cos'è un libro, perché se un libro è un oggetto di carta rilegato con una bella copertina, no? Perché ad esempio il problema della classifica ragazzi è che magari i primi 5 sono l'attacca e stacca di Peppa Pig, no? Cioè sono prodotti editoriali, ma però vanno in classifica con i libri e capisci che un testo di narrativa fa davvero fatica a competere con l'attacca stacca di Peppa Pig. Uno, perché costa magari 4,90 € rispetto al 15,50. Certo. E poi, perché insomma, Peppa Pig era Peppa Pig, piuttosto che no, poi, è un fenomeno Yu-Gi-Oh!, piuttosto che i Pokémon che continuano ad andare alla grande, piuttosto che no, i PJ Masks o i licensing, quelli che ci sono. Io stesso sono il papà di una serie animata, è stato davvero divertente, si chiamano Meteo Heroes, in Italia sono su Cartoonito, siamo alla seconda stagione,
siamo in 120 paesi ormai distribuito, per cui è un fenomeno molto bello. Epson Meteo 7 anni fa mi aveva chiesto di collaborare con loro per un prodotto di fatto editoriale, ma di serialità animata a tema ecologico e meteo, essendo Epson. E allora ci siamo inventati questi 5 supereroi che hanno dei poteri meteorologici, e lì mi sono divertito. Tipo? Per fortuna il liceo classico, quando uno dice non serve niente il liceo classico, ti serve per fare una serie animata TV di successo, perché li ho chiamati Nix, Pluvia, Fulmen, Ventum, Termo e Nubes, no? Cioè ciascuno ha il potere di evocare un potere meteorologico, perché Fulmen fa il fulmine e poi al rutto tuono, che fa assolutamente ridere il rutto tuono, poi abbiamo Nix che fa la neve, ma poi anche il shuriken di neve, di ghiaccio, poi abbiamo Nubes con la testa, dai capelli partono delle nubi, che c'è la nuvolante, la macchina, per cui questo per dire che bisogna sempre studiare e poi fare tesoro di quello che si studia, che non c'è mai da temere a cosa quelle domande a cosa serve, no? È tremendo. Anzi, cioè, mi hanno detto che eravate giovani, siete giovani, ma adesso insomma giovani sì, questa categoria giovani, no? Giovani fino a 35 anni, 35 anni avevo 4 figli, avevo avevo già cambiato 3 lavori, no? Adesso no, giovani mi sembra, no? Però a voi giovani, certamente essendo io un dinosauro, fate cose inutili, dai, studiate tante cose inutili, cioè mettetevi a fare quello che non serve, studiate le cose inutili, proprio. Cioè io ho vinto il premio Andersen con la signorina Forbia, maestra pasticcera, che adesso è tradotto in tantissimi... ero a Istanbul settimana prossima, bellasso, vorrei esserci settimana prossima. Ero a Istanbul la settimana scorsa perché è un grandissimo successo editoriale in Turchia, in Russia è tra i primi top 5 venduti in Russia, lì la chiamano signorina Cannella, le hanno cambiato anche il nome perché poi c'è la bella esperienza delle traduzioni. Però se io quando mi sono sposato mi sono iscritto a un corso di pasticceria della cucina italiana, ero già in specialità medica, io sono un medico, per cui ero già a fare la mia prima specialità e tutti i miei amici mi dicevano ma studia piuttosto, no? Ma cosa ti serve fare un corso di pasticceria? Domanda, ma che cosa potrà servire un corso di pasticceria? Imparare la pasticceria, cioè, no? Che domanda è? Uscite dal funzionalismo, cioè che faccio una cosa perché è funzionale a qualcos'altro. Quanti decenni sono passati se io non avessi saputo tutte quelle cose di pasticceria, non avessi il signorino Forbia, oddio, il mondo sarebbe andato avanti lo stesso, però avrei avuto soddisfazioni in meno, no? Certo, tra l'altro tu hai vinto in questa categoria 9-12 anni, no? Sì. Che ci fa riflettere su quanto siano variegate e diversificate anche dal punto di vista proprio dell'apprendimento, dell'educazione, dell'approccio alla lettura, le fasce di età dei giovani. Quante sono? Sono tante, suppongo. Allora, se voi scriverete Mai per giovani, scoprirete che sia che scriverete narrativa o pezzi giornalistici, tanto parliamo dei pezzi giornalistici, c'è questo vuoto, cioè vi ho detto che c'è un vuoto sul mercato, che è un vuoto paradossale, perché i giovani sono lettori, cioè sono lettori, per cui noi potremmo scrivere pezzi, articoli, raccontare la realtà a lettori che sono già lettori, non dobbiamo conquistarli, cioè noi continuiamo a scrivere per gli adulti che diciamo leggono sempre meno, no, dobbiamo fare i fuochi d'artificiali, non d'artificio perché loro possono, e poi abbiamo questi che sono già lettori perché tengono sul mercato editoriale la maggior parte di loro. Qui nessuno parla, che peraltro sono lettori e curiosi, desiderosi di conoscere la realtà, di capirla, che attendono qualcuno che gliela faccia capire. Poi tu dici la questione dell'età. Se voi scriverete sia pezzi giornalistici, sia narrativa, sia racconti per i giovani, sarete protetti dalla tentazione di allora, spesso sono scrittrici, mi spiace dirlo, ma è così, ma anche tanti scrittori, però spesso lo sento, io scrivo per me stessa, no? Ma è una palla, ma io non ci credo.
se no non pubblicheresti. Ma cosa vuol dire? Cioè, noi, guardate che la scrittura è sempre relazionale, cioè voi non potete scrivere un articolo se non pensate a chi lo legge. Almeno io faccio fatica a questo, cioè anche quando devo preparare dei pezzi per Repubblica, cioè, no, non è solo il mio, no, magma interno che, cioè, no, io penso a chi mi leggerà, penso a che cosa gli può interessare, penso ai bisogni che ha. Se scriverete per giovani, questa tentazione non l'avrete, perché, beh, innanzitutto comunque si scrive per qualcuno, si scrive sempre per qualcuno, no? Anzi, mettermi nell'ottica relazionale fa sì che il mio pezzo sarà migliore. Io questo ne sono convinto, cioè quando faccio il laboratorio di scrittura creativa con i ragazzi, dico guardate che se voi sbagliate dei tempi verbali, cioè no, cosa fanno i ragazzi? Però la cosa impressionante è che quando io faccio editing, gli errori che correggo agli universitari e post-universitari sono gli errori che correggo alla fine delle medie. E qua è pazzesco per me. Cioè, è come se dopo le medie scrivere davvero diventa difficile imparare. Ma proprio anche come errori. E dico, guardate che se voi mi cambiate un tempo verbale nel racconto o mi cambiate soggetto senza dirmelo, non è che piange la dea della grammatica, che è lì, che da qualche parte avrà delle lacrime e ti punirà, no? Che ti guarda e ti punisce. È che il tuo lettore non capisce, cioè non capisce quando avviene l'azione, non capisce chi compie l'azione. Allora, una scrittura formalmente corretta è un atto di rispetto verso chi ti legge per metterlo in condizione di capire. Allora, la scrittura è sempre relazionale. Pensate come quanto più dobbiamo avere in mente il nostro lettore, perché ne potremmo scrivere per chi non sa ancora leggere. Gli albi illustrati sono una lettura mediata. No? Gli albi illustrati sono quelli, se pensate anche voi, siete partiti con dei libri che erano senza parole, siete partiti con libri da bagnetto, impermeabili, una palla, il dondolo, la papera, la luna e il sole, no? O i colori. Poi siamo passati agli albi illustrati, quindi tendenzialmente immagini, poche stringhe di parole. Tra l'altro difficilissimo scrivere un albo illustrato, perché quelle parole, se metti 10 parole, devono essere perfette, e quelle 10 lì, non è che puoi sbrodolare un po'. Devono essere quelle che se mancano non si capisce niente e sono sufficienti per trasmettere, raccontare. Poi passiamo avanti, e allora poi scrivere per i 6 anni non è lo stesso che scrivere per i 12, non è lo stesso che scrivere per i 16 o per i 18. No? Noi abbiamo come categoria merceologica ormai del mercato i YA. I YA sono gli young adults. C'è un po' di scollamento con gli altri paesi. Per noi YA è un più 13, più 14, quindi essenzialmente prendiamo una coda di medie un po' avanzata e arriviamo fino alle superiori. Per gli inglesi e gli americani YA è un po' più alto, è un più 16, un più 17, per cui dobbiamo un po' intenderci cosa intendiamo per giovani adulti. Però è diverso, perché è diversa la forma, è diverso il contenuto, è diverso quello che diciamo e come lo diciamo. Non si tratta di autocensura sui temi, ma c'è un'età in cui interessa di più il dinosauro del sesso, e sarebbe un peccato insistere su altri temi, ma perché semplicemente non interessano, no? Poi arriverà il momento, quello anche troppo. E poi soprattutto c'è una tendenza di chi in genere non si occupa di letteratura giovanile e poi fa questo salto, perché a volte capita anche l'opposto, no? No, Che sempre grandi... più di frequente. Sì, infatti, da poco per esempio anche scrittori che hanno vinto premi importanti si sono dati a io che racconto ai bambini la storia XY, senza magari che dietro ci sia però una concezione davvero, no, del target. Quindi poi si scade anche nel rischio opposto di diventare moralisti, di prendere i bambini o i ragazzi come se fossero lì da imboccare con i tuoi insegnamenti più maturi. Hai toccato un tema pazzesco. Uno, perché c'è qualcuno che pensa che basta che metti una strega, un drago e qualche sciocchezza e hai confezionato un racconto, una storia, un articolo per bambini che... No. Per cui qualcuno pensa che sia più facile, no? E poi il rischio è il pippone, Esatto. cioè
la tentazione pedagogica, Guardate che l'editoria chiede purtroppo i pipponi, nel senso, a volte funziona con: mi scrivi un libro per un bambino che ha perso il primo dente, che gli è morta la nonna, che è un maschio e si sente una femmina, che lo prende in giro perché è troppo grasso, cioè, e io li riconosco subito perché puzzano di bruciato. Quando avevo la vostra età, c'era una pubblicità di una caramella che erano le Polo, ed era il buco con la menta intorno, no? Perché erano le caramelle che avevano un buco. E questi libri per me sono il messaggio con la storia intorno, nel senso, li riconosco subito perché si parte dal messaggio e si costruisce la storia. E sono i libri peggiori, questa è la narrazione davvero peggiore, perché la forza è sempre del personaggio e della storia e dell'ambientazione. Poi l'errore è già la scuola, no? A noi scrittori capita questo, ci capita a settembre e a gennaio, l'ultimo è successo a gennaio, mi è arrivato su Instagram una richiesta di questo tipo. La professoressa di mia figlia, quarta liceo, quindi parliamo di 17 anni, la professoressa di mia figlia ha dato da leggere il suo libro Mira sa tutto. Poi le ha chiesto di cercare il messaggio del libro. Noi non l'abbiamo trovato, è già questo. Una vittoria o una sconfitta? Cos'è? L'abbiamo cercato anche su internet, ma non l'abbiamo trovato. Ce lo potrebbe dire lei, già qua, che io a 17 anni mio papà scriva lo scrittore per il messaggio del libro. No. Eppure l'errore è della richiesta, è nella domanda. Perché non puoi fare l'esegesi di un libro di Luigi Ballerini, cioè, ma io mi sono detto, ma sta poveretta, che cosa ne sa del messaggio che volevo dare? Posto che lo volessi dare, no? Già c'è questa idea, che messaggio volevi dare? Su un testo di narrativa contemporanea per quell'età, ma io direi per qualsiasi età, la domanda interessante è che cosa ha detto a te, non che cosa voleva dire Ballerini, ma sta poveretta, ma anche perché questo sarebbe interessante, magari poi dibattete l'anno prossimo. Non so se succede con gli articoli. Metà libro, sui libri succede, metà libro lo scrive il lettore. Metà libro lo scriviamo noi quando lo leggiamo, cioè metà dei miei libri l'ho scritto io, metà del libro lo legge il lettore quando lo sta vivendo. Questo fa sì che quante volte mi dicano è bellissimo il tuo libro, no? Volevi proprio, no? Mi hai detto questo, io dicevo davvero, no? Ma sai che ci ho trovato questo messaggio fortissimo? Non ce ne deve andare, no. L'imbarazzo è stato, ero a Firenze, c'era una scuola, tutta la scuola, io ero in platea, c'erano le classi che passavano e mi avevano trascinato da un altro incontro e leggevano poesie, cartelloni, e a un certo punto io dicevo, ma che libro hanno letto? Ma che libro hanno letto? Imbarazzante, eh? Poi grazie per... No. Perché è imbarazzante? Perché c'è un mio omonimo, Luigi Ballerini, nato 23 anni prima di me, lui è del 40 e sono del 63, che è un poeta, vive a New York e a Milano, e spesso mi portano i suoi libri da firmare, io li autografo, tanto Luigi Ballerini sono... Cioè, ma che senso ha il libro? Cioè, vogliono la firma di Luigi Ballerini, ce l'hanno, vivono contenti, dormiranno felici. Nel senso, non è un falso, per cui io ogni volta li autografo, non dico neanche più no, non è mio, io faccio per ragazzi. Non rispondo solo quando mi mandano poesie, mi chiamano professore, cioè quando arriva un plico con professore delle poesie imbarazzante, no? Vogliono un parere, chissà se lui mandano storie di Draghi, no? Però ero su questo palco e dico, avranno letto un libro di Luigi Ballerini, l'altro, e stavo già pensando a cosa faccio, però qua sono tanti, non è che posso dire a tutti che quel libro lì, poi magari mi chiedono, e invece a un certo punto dicono grazie per aver scritto un libro sui bambini soldato, e lì io ho iniziato a sudare freddo, perché mi sono detto non ho mai scritto un libro sui bambini soldato. Poi ho scoperto che avevano letto Io sono Zero. Certo che nella backstory di Zero viene usato per scopi militari, ma io non ho mai pensato alla tematica dei bambini soldato. Eppure in mano a queste classi è diventato un libro così. Ma succede anche a noi, tanto è vero che leggere un libro dentro un grande dolore o leggere lo stesso libro dentro una grande gioia
sottolineeremo cose diverse. Per questo poi la lettura è sempre rilettura, no? Ci troviamo sempre qualcosa di nuovo in un libro, anche nei classici. Chissà se accade anche negli articoli, forse sono più, no? Dipende, magari la cronaca no, ma ad esempio quello che abbiamo sentito ieri sera, il primo articolo che abbiamo sentito leggere, può avere risonanze diverse in noi. Certo. Se abbiamo la pancia piena piuttosto che la pancia vuota, se siamo sensibili a certi temi piuttosto che altri. Per cui certo, e tra l'altro poi sono proprio questi personaggi quelli che ti dicono cose diverse che sopravvivono, cioè questi libri moralistici, questi libri col messaggio al centro. Si via. Esatto, mentre poi Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie, che tra l'altro non so se vi è capitato di leggerli o rileggerli anche da più grandi, ma sono inquietanti, sono forti. Peter Pan è la cartella clinica di uno disturbato. Cioè, è terribile, ma è bellissimo per questo, perché... No, tento a dire, cioè, un bambino che sta bene vuole crescere. Sì. Cioè, un bambino che non vuole crescere, un bambino che gli è successo qualcosa, cioè, non sta bene, è proprio una cartella clinica, Peter Pan, e lo metti lì, è un caso clinico. E infatti si parla proprio del trauma, no? Del superare certo. la fase dell'infanzia, cioè è difficile per i bambini attraversare questo momento. Certo. Però se pensate, ad esempio, tutte le storie dei Grimm, i Grimm non le hanno affatto scritto per bambini, infatti. Poi sono diventate per bambini, ma di fatti sono... Ma anche la bella Cenerentola, cioè le sorelle per entrare nella scarpetta si tagliano, si mozzano le dita dei piedi e tutta sanguinolenta, altro che le cose che poi inciampa. Ai bambini piacciono queste cose, cioè in effetti magari non in tenerissima età, però loro hanno a che fare. Il nostro problema poi è nato con Disney di edulcorare la realtà. Difatti anche la sfida di Popotus di raccontare la cronaca è interessante, cioè come possiamo raccontare la guerra ai bambini? Come possiamo raccontare la guerra ai ragazzi? Io ho sentito da Rossana Sisti, che è quella che ha fatto nascere Popotus, l'ho sentita dire questa frase bellissima che cito quasi a memoria, è che l'agilità della scrittura è quello che alleggerisce la pesantezza del tema. E questo l'ho trovato estremamente interessante come questione. Cioè è la scrittura che fa la differenza. Per cui non si tratta di... cioè possiamo raccontare anche, ad esempio, raccontare la guerra ai bambini o ai ragazzi, può darsi che non sia la pura conta dei morti di questa giornata. Che cosa interessano? Soprattutto le storie, le persone, no? E poi, come dicevo ieri sera, secondo me un minimo punto di luce deve esserci, però, cioè, che sarebbe un errore disperarli. Sentiamo se qualcosa... Come no? Scusate, infatti. Io parlerei da solo fino a domattina. Dimmi. Abbiamo una domanda, poi vai. non sto parlando da solo, grazie. Infatti, Eva. dai. Allora, io lavoro in libreria e mi scontro tantissimo con molti genitori che vengono a chiedere libri per ragazzi perché c'è un pregiudizio molto forte. Ad esempio, l'altro giorno una signora mi chiedeva gli ultimi 2 volumi di Harry Potter, che sono Il principe mezzosangue e Doni della morte, e lei me li chiese dicendomi: io sono contraria, sono nomi che non voglio neanche ricordare, perché perché sentiva mezzosangue e morte. E mi scontro tantissimo con il pregiudizio dei genitori. Secondo te come si può abbattere questo pregiudizio? Perché comunque Harry Potter è una storia di amicizia, è una storia di valori molto forte che i ragazzi dovrebbero leggere. Harry Potter come tanti altri, quindi ti faccio questa domanda. E allora, apri la categoria pregiudizi che... allora, nello scatolone dei pregiudizi, quello più grosso è classici verso contemporanei. Questo è proprio... noi contemporanei siamo accusati di fare libri furbi, troppo facili. Tanto è interessante come la lingua è cambiata. La lingua è cambiata. Nel senso, io sono uno strappassionato di serie TV. A casa mia accade il contrario, nel senso, io sono davanti a uno schermo e i miei figli passano e dicono basta guardare tutte quelle cazzate, ma spegni un po', cioè, no? Perché io le guardo tutte, soprattutto i teen drama, no? Per cui Elite, Riverdale, The Boys, The End of the Fucking World, Come vendere droga online in fretta, Sex Education. No? Cioè, dico che le guardo per lavoro, ma mi piacciono tantissimo, per cui... Alcune faccio fatica anche a velocità 1,5 con lo skip dei 10 secondi, a volte faccio fatica, ma le guardo proprio tutte, per cui c'è un pochino di masochismo.
Le serie TV hanno cambiato il modo di scrivere, hanno profondamente cambiato il nostro modo di scrivere. Ad esempio l'hanno cambiato così. Uno, l'incipit. L'incipit è necessariamente adesso in medias res, cioè non è più c'era una volta Matteo è un ragazzo che fa la terza superiore, e cioè pam, botte in testa, cadi per terra, non so chi sei, non so chi ti ha dato la botta, non so perché, ma subito in medias res, no? Per cui un incipit incisivo. Prolessi e analessi continue, flashback e flash forward, la narrazione non è più lineare. Le serie TV ci hanno abituato a questo, no? Botta in testa, 10 anni prima, 6 mesi dopo, ieri, no? Fra 15 minuti, per cui il ritmo narrativo deve essere sostenuto. Il ritmo narrativo deve essere sostenuto. Adesso, collaborando anche alla scrittura di alcune serie, tenete presente che le serie grosse, prendiamo House of Cards, è sul milione e mezzo di dollari a puntata come costo di produzione. Siccome la prima stagione erano 10, erano 13 milioni di dollari investiti. Noi cosa facciamo come spettatori? Guardiamo il primo episodio, guardiamo il pilota, se nei primi 7 minuti non ci piace, diciamo è lenta, e la molliamo lì. E non la vediamo più, per cui sono 13 milioni di investimento di dollari completamente bruciati. Quindi c'è bisogno subito di far accadere. Difatti tutti i personaggi devono essere presentati subito. Allora questo cambia anche la narrazione, la scrittura cambia, per cui abbiamo una scrittura che certamente ha un ritmo più veloce. I personaggi devono essere mutevoli, cambiare. La caratteristica delle serie, tecnicamente parliamo di twist and turns, capovolte e giravolte, per cui ti sembrava buono, poi fa una cosa da bastardo pazzesco, poi la bastardata l'ha fatta perché pensava, no? Ci fa credere che fosse buono, invece era davvero un bastardo, wow, no? Per cui abbiamo bisogno di continui rimescolamenti. E poi personaggi magari non solo che non sono quello che sembrano, ma che mutano, che cambiano idea, che... ho riletto recentemente Il Giro del Mondo in 80 giorni, è una palla pazzesca, cioè lui parte, fa il giro e torna come era, cioè dice ma è possibile con tutto quello che ti è successo? No? Ma non avevamo bisogno del fatto che ci fosse, tecnicamente lo chiamiamo, quando uno prepara un pitch per una serie TV, si chiama arco narrativo del personaggio, no? Ma anche nella scrittura, qual è l'arco narrativo? Parte da depresso e diventa felice, parte da felice e diventa depresso, poi c'è tutta la backstory, per cui lo stile, tutto questo ha cambiato la narrazione. E allora il valore della narrativa contemporanea, io trovo che ce l'abbia detto bene Calvino, perché Calvino ha scritto Perché leggere i classici, no? È interessante perché quando lui ha scritto, cioè Calvino adesso è un classico, ma quando lui ha scritto Perché leggere i classici era un contemporaneo, no? Allora, cioè, era un po' prodomo sua in qualche modo. E lui ha scritto che per classico bisogna pur sapere da dove si sta partendo. Quindi leggere un classico oggi non è lo stesso che leggere un classico un anno fa o 10 anni fa. E allora lui dice la narrativa contemporanea ci permette di avere una finestra sul mondo di oggi e ci permette di capire da che punto stiamo partendo nel leggere e interpretare un classico. Quindi lui vedeva, la soluzione ce l'aveva già data tanti anni fa, era quella di giustapporre la lettura di un contemporaneo alla lettura dei classici, ossia non li vede in competizione, ma li vede addirittura sinergici. Questi sono dei pregiudizi che accade nella scuola, per cui la narrativa contemporanea fa fatica a entrare, anche perché a volte il nostro stile un pochino più asciutto viene scambiato per uno stile povero. È vero, scriviamo più paratattico, cioè intendo dire uno scrittore può avere solo una disgrazia, poi è registrato, va bene? Ok, uno scrittore può avere solo una disgrazia ed è aver sposato una professoressa di lettere che ha fatto lettere classiche. Io è 30 anni che ho questa mia prof di lettere che ha fatto lettere classiche, per cui l'idea è si legge solo un testo se l'autore è morto da almeno 70 anni, 80, 100, non se l'ha scritto da 70, ma deve essere morto, no? Però
questa idea c'è anche nella scuola, per cui il fatto che magari lo stile sia cambiato, sia piaciuto, e invece è proprio quello che, perché scrivere per ragazzi oggi vuol dire usare un ritmo narrativo, una scrittura agile, una scrittura leggera, che non vuol dire superficiale, vuol dire non usare... poi dobbiamo stare attenti a non volergli strizzare l'occhio con il gergo, cioè, e poi i nostri stereotipi, cioè, non è che sono tutti "Uè, ciao bella zio, vai tra come butta", cioè non è vero che sono tutti così, per cui anche quando li fai parlare c'è quello, no? Lo stesso quando costruisci un personaggio di 16 anni, cioè ci sono sedicenni, no, che si pestano un dito e dicono merda che male, e c'è quello che fa porca puzzola, no? Porca paletta, per non dire la parolaccia, c'è quello che fa e ci sarà quello che dirà accidenti, che dolore alla seconda falange del terzo dito della mano destra. È ovvio che uno che parla così lo farai vestire in un certo modo, lo farai stare in un certo ambiente, lo farai, no? Poi deve essere congruente col personaggio. Però quello che dicevi tu, Martina, sul pregiudizi, questo è un mega pregiudizio classico verso il contemporaneo. Sui temi, la paura è parlare, anche qua, se voi scriverete per loro, anche nel raccontare la quotidianità o la realtà, vi scontrerete col fatto che vi chiederanno o di edulcorarla o di... perché l'idea è di proteggere i più giovani dalla realtà. In realtà educare o informarli o lavorare con loro è introdurli alla realtà, non proteggerli dalla realtà. Allora, con la nostra scrittura, l'introduzione alla realtà è l'onestà di raccontare quello che accade, tenendo presente che il modo con cui farlo deve essere adatto come linguaggio, come stile, all'età con cui stiamo parlando. Però nascondere la realtà ai più giovani, guarda, io ho incontrato questa bambina di 9 anni, cui hanno nascosto che è morta la nonna. No, gliel'hanno nascosta perché come facciamo a dire, no, ad affrontare il tema della morte con bambini di 9 anni? Senza pensare che questa donna significativa a un certo punto è sparita. No? E guardate che nei più giovani, ma anche nelle nostre vite, ma soprattutto nei più giovani, il non detto fa più disastri del detto. Cioè noi dobbiamo aver paura del non detto, non del detto. E voi come giornalisti, che siete i maestri del dire, no? Li proteggete da questo. Cioè voi siete messi non nel non dire, ma nel dire. Allora, dobbiamo trovare, no? Comunicare la morte, comunicare la guerra, comunicare... dobbiamo farlo nel modo più adeguato possibile. Tieni presente che quello che dicevi tu sulle tematiche, gli adulti hanno paura dei personaggi negativi, tantissimo, perché temono l'emulazione. Vedo quello lì che fa questa cosa, allora la farò anch'io. Temere troppo l'emulazione da parte dei giovani è non avere stima del loro pensiero. Perché io questo 17enne che ho incontrato anche recentemente, no? No, perché poi mi dicono, vedi, poi lui fa così e suo fratello quando sarà grande farà uguale. Per cui gli danno anche la responsabilità, oltre alle cazzate che fa, di quelle che farà suo fratello, dandogli la colpa a lui. No? Invece ho un fratello, no? che mi diceva, oh, ma mio fratello fa delle cazzate, ma io non voglio mica diventare come lui. No? Cioè, intendo dire, noi saltiamo il fatto che c'è un giudizio personale. Per cui non è che io vedere uno che fa una sciocchezza per il fatto che può sembrarmi un figo, ma può sembrarmi anche un poveretto, tanto da dire io non voglio diventare come lui. Tenete presente anche che nella narrazione, qual è il valore della narrazione, soprattutto sui più giovani, ma anche a noi, è che dice non sei solo, o non sei il solo. Non sei il solo cui è successo che un amico, no, l'ha umiliato. Non sei l'unico, non sei solo ad aver sperimentato questo, non sei solo ad aver avuto il terrore per una gara di nuoto e esserti inventato un mal di pancia, non sei il solo che... Per cui, paradossalmente, questo che temono i genitori anche del parlare di certi temi e certe questioni, invece è proprio il valore della narrativa e della scrittura, che è quella di toglierli da un'idea di sono l'unico al mondo che sta vivendo questo, invece lo vivo anch'io.
o aiutarli a comprendere la realtà, per cui io sono in questa situazione molto comoda, molto bella, ma c'è qualcuno che in questo momento non sta vivendo come me. Altro, prego. Mi dici il tuo nome? Sì, salve, io sono Emilia Marra, sono Emilia? Emilia, sì. Grande Emilia. Sono una corsista e sono una mamma, quindi sono interessata, insomma, anche in questa seconda qualità all'argomento. Allora, volevo restare sulla questione linguaggio, che mi interessa molto, il modo in cui il linguaggio del libro dei ragazzi, per i ragazzi si è evoluto. Faccio due esempi, uno per un libro appunto molto famoso, il cui target è, credo addirittura 0,3 o forse 3,5, insomma un target bassissimo, che è Good Night Moon, un grande classico della letteratura per l'infanzia americano, che tra l'altro è stato tradotto in tempi relativamente recenti in italiano. È un testo del 47 tradotto nel 2017 in Italia. Ora, mi è capitato tra le mani questo libro che appunto racconta la routine, la bedtime di un coniglietto che guarda intorno e si guarda intorno, passa per le stanze della casa e vede tutta una serie di oggetti. La filastrocca è complicatissima, cioè ci sono delle parole estremamente difficili, non di uso comune. Quindi appunto mi sono sorpresa per il tipo di linguaggio che veniva utilizzato e per il fatto che sia stato ritenuto opportuno appunto tradurlo nel 2017 in italiano. L'ho trovato una scelta molto interessante. Faccio un esempio invece per un target un pochino più alto, sempre testo che mi è capitato di rileggere da poco, che è I ragazzi della Via Pal. Anche lì ci sono, come dire, magari non c'è l'evoluzione del personaggio, se non appunto in un caso, perché poi Boca è il giusto e lo è dall'inizio alla fine, Nemex è il soldato semplice, in fondo lo è dall'inizio alla fine, non c'è lieto fine perché il ragazzo muore, però anche lì ci sono dei gesti comprensibilissimi per dei ragazzi, no? Per esempio l'alto là dei terribili fratelli, tra l'altro insomma, vabbè, potrei fare una digressione su quello che significa in questa terra, ma la evito. Comunque ci sono dei gesti performativi molto riconoscibili, molto chiari, a fronte però di una narrazione che è sostenuta e complessa, utilizza un linguaggio. Ora, io rileggendo questi testi mi chiedo, no, pensando anche al mio ruolo educativo, mi chiedo, cioè, cosa desidero io da un libro di narrativa per ragazzi? Desidero sì in parte che, come dire, riporti, offra il tipo di esperienza condivisa, abbia questo tipo di apertura, che condivida un linguaggio che magari è anche quello che si cerca di dare in casa, ma desidero anche altro, desidero che contribuisca a costruire un linguaggio che magari non è quello di casa, che utilizzi dei termini, delle parole che non sono quelle del nostro quotidiano, no? Che in qualche modo offra questo strumentario che in casa ha una forma, ma che chiaramente non le coinvolge tutte. Quindi la domanda, diciamo, a fronte di questi esempi che mi viene da porle è, possiamo dire che in qualche modo la differenza tra la letteratura per ragazzi, per bambini e per ragazzi rispetto a quella per adulti è che oltre a prevedere qual è il linguaggio adeguato, opportuno per questo target, ci si prende un po' il carico anche di cercare di costruire un linguaggio che troppo spesso manca. Emilia, è un tema a me molto caro. Sul bedtime c'è, non so se hai visto questo libro tradotto recentemente che si intitola Fai sto cazzo di nanna, che è interessante, evidentemente è proprio un albo, ma il target probabilmente non è proprio il bambino, però Fai sto cazzo di nanna è bellissima, no? Perché c'è fuck in inglese con la luna, dove c'è F, luna, CK. Per cui è meno dolce forse di quello che è presente, ma è sempre un prodotto editoriale interessante. Allora, poni una questione che è davvero rilevante, nel senso, da una parte un linguaggio che sia fruibile e comprensibile, dall'altro un linguaggio che sia in costruzione. Allora, è questo che rende non difficile ma complesso scrivere per loro. Quindi deve esserci quella giusta misura di complessità lessicale che permette lo stesso la fruizione e la comprensione del testo, ma permette anche lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze linguistiche, perché di fatto poi noi sappiamo che andando avanti, allora, voi avete già lavorato sulle fake news, non è vero che il 51% dei ragazzi non capisce un testo, cioè questa è proprio stata una fake clamorosa che gira ancora, ti dicono, vedi che no. Però è vero che questo è un dato reale, lo vedo anche proprio
dal mio piccolo osservatorio di laboratorio di editing, che la quantità di parole che vengono conosciute e usate soprattutto è molto bassa. Allora, di nuovo, sapendo che noi abbiamo dei lettori, per cui se voi scriverete per loro, ma qualsiasi tipo di scrittura parlo, sia che sia la scrittura creativa, sia la scrittura giornalistica, deve tenere conto di questo mix, rendere fruibile il testo, comprensibile, ma anche, a volte puoi sbagliare, a volte rendi un libro che è incomprensibile per i più piccoli. Ci sono degli albi illustrati che Roberto Denti, che per noi è un guru, è quello che ha fondato la libreria dei ragazzi a Milano e la prima libreria per ragazzi in Italia, e poi un critico pazzesco, meraviglioso. C'erano dei libri, degli albi illustrati che lui li chiamava per i figli degli architetti, no? Che sono albi bellissimi, che piacciono tantissimo agli adulti, che li dà in mano ai bambini e non sanno che cosa farsene, per cui sono pulitissimi, molto grafici, molto stilosi, no? Appunto per i figli degli architetti, ma perché piacciono gli architetti, neanche ai loro figli. Allora dobbiamo stare attenti a non fare libri per i figli dei letterati o degli architetti, quindi che non siano comprensibili, e dall'altra libri che non siano troppo poveri. La tua domanda, Emilia, sottolinea come sempre scrivere è cura del linguaggio, sempre. Con dei soggetti che sono in formazione abbiamo anche forse un po' questa responsabilità, no? Di inserire anche dei termini che loro possano imparare, per cui non avere paura delle parole desuete, neanche di desueto. Forse abbiamo il tempo di un'altra Per una domanda, sola. se volete. Proprio tutto ciò che avreste voluto chiedere non avete mai osato chiedere. Prego. Rivado. Io sono Michela, grazie intanto. Michela. Molto semplicemente volevo chiederle, secondo lei, di che cosa hanno bisogno i suoi lettori? Allora, la prima domanda per me è: che cosa mi piace scrivere? No? Perché almeno la scrittura creativa è proprio così, nel senso, se non andiamo sul prodotto. Io credo che abbiano bisogno di onestà, quindi di non ingannarli sulla realtà, non ingannarli sulla storia. Hanno onestà, hanno bisogno di una scrittura pulita, cioè la scrittura non è, cioè storia e scrittura sono insieme. Difatti ho rischiato il suicidio, no, non ho mai avuto un pensiero del genere, ma sono stato molto male quando, rispetto a un mio libro, un editor molto, cui io tengo molto, quantomeno a suo parere, mi ha detto è una brutta storia scritta male. Cioè, una brutta storia scritta male è proprio, cioè, in realtà mi ha detto una storia di merda scritta male, ok? È tremendo, perché una bella storia scritta male qualcosa te ne fai, una storia di merda scritta bene tu dici vabbè, almeno c'è, ma una storia di merda scritta male aveva ragione. Difatti non l'ho pubblicato quel libro, no? Tengo lì come esercizio, c'è bisogno anche che ci sia questa, cioè che le parole siano sempre non sono ancillari, no? Rispetto alla storia, ma vadano insieme. Non hanno bisogno di libri furbi. E se voi scriverete mai per loro, per favore non strizzategli l'occhietto, cioè non mettete la frasettina perché piace ai giovani o non. Ultimamente la chiuderei in questo modo, perché se a voi capiterà mai di scrivere per loro, e ripeto, riusciremo a colmare questo vuoto giornalistico? No. Io ne ho parlato anche con alcune testate, ma vabbè, non gli interessa, poi dicono tanto non lo compra nessuno, no? Ma di fatto in realtà è una nicchia editoriale da occupare, vuota, e per poter lavorare con loro c'è bisogno però di un prerequisito, sia stimare il loro pensiero, cioè stimarli,
Perché se ci pensate, quando sono piccoli è perché sei piccolo. No? Ma cosa vuoi saperne tu che sei piccolo? Quando diventano adolescenti sono istintivi, pieni di brufoli, preda degli ormoni, non capiscono niente. Poi, miracolosamente, devono trasformarsi in degli adulti, no? Chissà poi per quale processo, senzienti. In realtà, sia che voi scriverete per i 4 anni, i 2 anni, i 6, i 10, 12, 14, 16, 18, tenete sempre presente che abbiamo bisogno di rispetto e stima per il loro pensiero. Quindi considerate dei soggetti senzienti, pensanti, che osservano la realtà e la giudicano. Quindi la nostra scrittura fornirà loro, quando andrà bene, la possibilità di leggere la realtà e soprattutto non che noi diamo una prelettura, ma fornire loro quegli strumenti critici per poi farsi il giudizio loro. Perché questo poi è proprio importante, no? Cioè dare strumenti critici sia con la narrativa, sia con la narrazione della storia quotidiana, della cronaca, dargli dei strumenti critici perché poi si possano fare un'idea di sé, degli altri del mondo, idea che peraltro poi loro amano condividere rispetto a noi. Per cui poi la narrazione per loro e gli scritti per loro sono degli attivatori potentissimi di discussione, come i film e come le serie, no? Poi se ne parla e allora è incredibile come favoriscono anche il dibattito, la circolazione delle idee e a volte la correzione delle idee. No? 2 sono recentemente le cose che mi hanno fatto più piacere, chiudiamo. La prima, una ragazza che mi ha scritto su Instagram, la domanda era: ma lei come fa a pensare come una ragazza di 17 anni? Ed è bellissimo questo. Cioè aveva trovato un accento di verità in Sara, una protagonista, in Vera. E questo è, no? È proprio una cosa bellissima. Complimento più grande, altro che l'Andersen. E poi un ragazzo che ha letto Cosa saremo poi, che è un libro dove ci sono degli atti di bullismo, e mi ha scritto: è solo leggendo il libro che mi sono accorto davvero di quanto male ho fatto, perché potevo sentire i pensieri della vittima. È interessante, no? Interessante questo. E mi ha detto: sai che non ci avevo mai pensato? E io, bravo Pirla, cioè adesso avevo bisogno del mio libro per pensarci, però forse avevo bisogno del mio libro. Allora può darsi che a volte i ragazzi abbiano bisogno di un libro o di un articolo che gli aiuti non solo a leggere la realtà, ma anche a leggere gli effetti dei loro atti sugli altri, o gli effetti di altri atti di altri, che però poi possono essere estrapolati e riferiti a sé. Allora io direi che noi ci fermiamo perché avete da ascoltare la battaglia, che è meravigliosa. Grazie Luigi, è stato bellissimo. Quello che io spero è che leggeremo più testi pensati per i più giovani e che magari ne scriveremo di più noi, però con un'ottica più consapevole. È solo in Italia che i libri per ragazzi sono per ragazzi. Ecco. C'è questa distinzione. Cioè, le storie sono storie. Sarebbe come dire che siccome hanno protagonisti ragazzi, sono per ragazzi, vuol dire che i gialli andrebbero letti solo da ladri e assassini, perché hanno protagonisti ladri o da commissari, no? In realtà poi ce li godiamo anche noi. Allora un buon libro cosiddetto per ragazzi dovrebbe avere diversi piani di lettura, ossia che se lo leggo a 12 mi dice qualcosa, se lo leggo a 30 qualcos'altro, se lo leggo a 60 mi dice qualcos'altro. Per cui è una narrativa da esplorare, però pensateci, cerchiamo di capire magari insieme o come possiamo colmare questo buco di informazione che c'è sui ragazzi. Mi trovate quando volete, dove volete, e gli amici di Sicilian Post vi possono dare tutti i miei ricapiti. Mi trovate anche su TikTok, anche se non faccio video, ma no, mi trovate su Instagram dove volete. Grazie per essere stati qua oggi. Grazie, buon proseguimento. Fanno un po' di pausa o faccio un